Molti ci chiedono se partecipare ad un talent televisivo o ad un concorso canoro sia un'esperienza positiva o negativa per un bambino che si avvicina al mondo del canto. Cerchiamo di capire innanzitutto di che cosa si tratta. Il concorso canoro, a mio avviso, è senz'altro l'esperienza più positiva. Dal punto di vista formativo restituisce al candidato che si presenta alla gara, dove deve competere con altri ragazzi, bambini o ragazzi della sua stessa età, riceve in contropartita un giudizio che però può essere anche un giudizio positivo o negativo, ma sicuramente costruttivo, basato sull'espressione di quello che hanno visto una giuria di esperti. In genere nei concorsi canori di un certo tipo la giuria è formata da vocal coach o comunque da persone competenti nell'ambito del canto e della musica, e questo permette di dare ai vari candidati un giudizio molto preciso e soprattutto molto competente. Il talent televisivo invece è un vero e proprio show televisivo. Cosa vuol dire? Vuol dire che le regole che stanno dietro un tipo di format di questo tipo sono legate senz'altro all'audience del grande pubblico di quel particolare network che lo trasmette. È bene specificare che anche la giuria in questo tipo di format ha un ruolo televisivo e di audience molto preciso e molto importante. Ecco perché dal punto di vista formativo questo tipo di esperienza nel talent televisivo per un bambino o per un ragazzino deve essere molto seguita da parte del genitore. Concorso musicale da una parte e talent televisivo dall'altra hanno percorsi e obiettivi completamente differenti. Il mio consiglio quindi è quello di scegliere attentamente quale delle due cose si vuole fare e con che obiettivi. Se nel concorso musicale si può puntare quindi alla vincita di un premio piuttosto che di un riconoscimento per le doti canore e le qualità interpretative, invece nel talent si punta senz'altro ad una esposizione mediatica a fronte ovviamente di un progetto, di un qualcosa di discograficamente già pronto che ha bisogno di essere spinto dal punto di vista della promozione.